artigiani e partite IVA da tutta Italia, 400 imprenditori dal Veneto e appello al governo, servono le infrastrutture e le misure per lo sviluppo. Intanto Stefanel certifica un rosso da 21 milioni e chiede il concordato. Rimangono gravissime le condizioni del giornalista trentino laureato a Verona, ferito nell'attentato terroristico di Strasburgo, decisive le prossime 48 ore. Accoltella quello che era stato il suo avvocato nello studio del legale, poi fugge, pregiudicato Rodigino bloccato dai carabinieri, grave l'avvocato. Olimpiadi invernali 2026, stamane a Palazzo Chigi il vertice del governo con sindaci e governatori delle due candidate, Cortina e Milano. Vetrina sfondata con un SUV, colpi in un negozio in pieno centro a Treviso, l'assalto ripreso dalle telecamere di sorveglianza, danni ingenti. Un gruppo di artisti bellunesi realizza una canzone per raccogliere fondi a favore della montagna devastata dal maltempo. Intanto i soldi raccolti con l'SMS solidale andranno a finanziare un progetto in Veneto. Da domani sera alle 21:15 appuntamento imperdibile su Antenna 3. Ogni venerdì ripercorreremo i 40 anni della storia della nostra emittente con tanti ospiti e straordinarie immagini dal 1978 ad oggi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la protesta a Milano di artigiani e partite IVA da tutta Italia per chiedere al governo di essere ascoltati. In 400 dal Veneto servono le infrastrutture e le misure per lo sviluppo, chiedono. Sentiamo. E dobbiamo essere orgogliosi di quello che siamo e dobbiamo chiedere con forza al governo di tenerci in considerazione e soprattutto di ascoltarci. Nelle parole del presidente di Confartigianato Imprese del Veneto ci sono insieme orgoglio e grido d'allarme. Dopo gli industriali a Torino, a Milano tocca a loro, il popolo degli artigiani, delle partite IVA, il tessuto connettivo della regione. Un esercito di 400 imprenditori da tutte le province, partiti all'alba in pullman per partecipare al vertice nazionale. È una domanda che mi fanno, ma è una manifestazione di protesta? No, è una manifestazione di proposta, è una manifestazione di spiegazione. Sono il popolo del sì, sì alle opere e allo sviluppo, ma non sono disposti a farsi mettere i piedi in testa. Noi non siamo pregiudizialmente né a favore né contro nessun governo, noi ci confrontiamo con quello che c'è, però la filosofia nostra è quella della crescita e non è quella dell'assistenzialismo. Se in 8 anni gli investimenti pubblici sono crollati del 37%, perdendo 122.000 occupati, e se le infrastrutture italiane segnano un meno 19,5% rispetto alla media dell'Europa, il clima non è certo dei migliori. Eppure, dice qualcuno nell'Assemblea, la politica ci chiama soltanto quando ci sono problemi. E il Veneto chiede banda larga, misure per venire incontro alle imprese e soprattutto infrastrutture, strade, collegamenti. Poter trasportare le merci non come nel Medioevo, cruciali la pedemontana e il collegamento con la montagna, senza dimenticare quell'alta velocità per la quale sabato ci sarà a Verona un'altra grande manifestazione appello al governo. E credo che la maggior urgenza che noi abbiamo come sistema Veneto sia quello dell'arrivo dell'alta capacità ferroviaria e chiudere la partita veloce da Milano a Venezia. Il CDA di Stefanella ha valutato e deliberato al fine di ottenere gli effetti protettivi del patrimonio della società di presentare entro la giornata di domani domanda di ammissione al concordato preventivo in bianco con riserva. Il board ha approvato i conti al 30 settembre da cui emerge una perdita di 20,9 milioni di euro. Lo stesso ha inoltre approvato le linee guida del progetto di riorganizzazione. L'obiettivo è allineare il modello di business ai cambiamenti in atto nel settore. L'assemblea, già fissata per il 15 gennaio, si terrà anche in sede straordinaria per abbattere il capitale per perdite e per ricostruirlo. Ed ora l'attentato di Strasburgo, perché rimangono gravissime le condizioni del giovane giornalista trentino rimasto ferito a Strasburgo. Intanto anche in Veneto si alza il livello di attenzione. Sono ore d'angoscia per familiari e amici di Antonio Megalizzi. Il giovane reporter è rimasto gravemente ferito nell'attentato ai mercatini di Natale in pieno centro a Strasburgo. Un proiettile sparato da Sharif Shekat, il terrorista ancora in fuga, ha colpito il 28enne trentino alla testa.
Inizialmente la ferita riportata non sembrava preoccupante, ma appena giunto in ospedale i medici si sono resi conto della gravità della situazione. Antonio lotta da 2 giorni in terapia intensiva tra la vita e la morte. È in coma. I sanitari dicono che non sia possibile operare il giovane per estrarre il proiettile. Quello che per Megalizzi doveva essere un viaggio di lavoro per seguire i lavori del Parlamento europeo si è trasformato in una tragedia. Lui insieme a 2 colleghe stava passeggiando per il centro della città francese quando all'improvviso si è scatenato l'inferno, gli spari e le urla. Antonio che cade a terra, le 2 amiche con lui sotto shock. Di nuovo l'Europa piomba nell'incubo terrorismo che torna a colpire all'improvviso in un mercatino di Natale come nel 2016 a Berlino e torna la paura in vista dei tanti eventi in programma per le imminenti festività. Attenzione massima anche in Veneto, a Treviso già avviate da qualche giorno le misure di sicurezza. Già come dire, sono state messe in atto le pianificazioni che sono quelle che appunto ogni anno in questo periodo vengono evidentemente adeguate, ma che ripercorrono ormai lo schema usuale di far sì che queste riunioni di persone in gran numero nelle piazze principali avvenga, come dire, per quanto possibile al riparo di malintenzionati, quindi c'era anche ovviamente la presenza del sindaco della polizia municipale perché il loro apporto è importante e quindi sono state un po', come dire, delineate quelle che sono diciamo così le misure che già da qualche giorno in realtà sono partite. Rischio radicalizzazione. Dopo l'attentato di Strasburgo, a Padova è stato attivato il protocollo di monitoraggio al carcere 2 Palazzi. Può essere che nascano nuovi che si radicalizzano al momento, quindi non è che noi bisogna attenzionare solo una singola persona, tutti. Il penitenziario 2 Palazzi di Padova tra gli osservati speciali dopo l'attentato di Strasburgo, con una popolazione carceraria composta da molti stranieri e il rischio radicalizzazione che può avvenire proprio durante il periodo di reclusione. A seguito dell'attacco in Francia è stato attivato il protocollo di monitoraggio. Bisogna capire quando uno manifesta una gioia o meno, e poi bisogna capire a che cosa ha gioito. In qualsiasi attentato venga fatto, noi attiviamo già il protocollo di monitoraggio, quindi allo Stato non abbiamo riscontrato niente di anomalo, però questi protocolli vengono attivati a livello nazionale. Con problemi da un lato di scarsità di personale, dall'altro di sovraffollamento di detenuti, il 2 Palazzi può contare anche in questo campo, secondo la delegazione della funzione pubblica della CGIL all'uscita dal penitenziario dopo una visita alla struttura, sulla professionalità di chi ci lavora. Il poliziotto penitenziario è un poliziotto che è curioso, quindi ha voglia di conoscere e di imparare, e quindi è anche grazie alla sua volontà e il modo di dare sicurezza alle persone che controlla anche quei famosi detenuti che qua purtroppo non ci sono, che possono fare gesti come quello di Strasburgo e altri, che possono dare la loro solidarietà. Il sindacato chiede un miglioramento sia delle condizioni in cui operano lavoratrici e lavoratori del carcere, sia delle condizioni di reclusione. Questo è un carcere pensato negli anni 90 per 400 detenuti, attualmente ce ne sono 570 e viene valutato dall'amministrazione non un picco elevato perché sono arrivati ad avere anche il doppio dei detenuti. La cronaca: si chiama Denis Sbravati, 35 anni ed abita a Castelmassa in provincia di Rovigo. L'uomo che è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di avere ferito con un coltello l'avvocato Luciano Menghini nel Mantovano. L'uomo pluripregiudicato è stato fermato dai carabinieri mezz'ora dopo il fatto lungo la riva del Po mentre tentava di raggiungere la sua abitazione. Non sono ancora chiari i motivi dell'aggressione, ma sembra che il pluripregiudicato, forse un vecchio cliente, avesse in corso da tempo un contenzioso con il legale. Questa mattina l'uomo avrebbe raggiunto l'avvocato nel suo studio per un chiarimento definitivo, sfociato poi in una lite, al culmine della quale ha estratto un coltello avventandosi contro l'avvocato. Luciano Menghini si trova ora ricoverato all'ospedale di Brescia. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. E dalla provincia di Treviso, ora vetrina sfondata con un SUV, colpo al negozio della 3 in pieno centro di Treviso, l'assalto ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Ingenti i danni. Prima hanno passeggiato davanti al negozio e guardando dentro, e poi probabilmente prima hanno rubato questa auto
e in retromarcia hanno sfondato la vetrina. 3:30 della notte i ladri sfondano le vetrine del negozio di telefonia 3 in via D'Annunzio in pieno centro a Treviso. Uno resta fuori, gli altri 2 entrano e puntano dritti alle casse. Hanno preso la cassa, l'hanno proprio sradicata e se la sono portata via. Oltre alla cassa non hanno rubato granché, 2 zainetti, qualche accessorio, telefoni non ce n'erano, come del resto in quasi tutti i negozi di questo tipo in vetrina si espongono solo le foto dei cellulari. L'effetto più grave del colpo è nei danni provocati che oltre alle vetrine interessano anche muro ed illuminazione dell'esercizio. È più il danno che la reale perdita di denaro. Cosa hanno rubato? C'erano soldi? I soldi delle casse, quel poco che c'era. Però il problema è il disagio di rimanere nel periodo natalizio senza le vetrine in sostanza. L'auto utilizzata dai malviventi per la spaccata, un SUV della BMW, era stato rubato poco prima nei pressi delle mura di Treviso e lì i ladri l'hanno pure riportato dopo il colpo, probabilmente per scappare con una vettura pulita che avevano lasciato nel parcheggio. Quello della scorsa notte è il secondo colpo subito dal negozio della 3 negli ultimi 5 mesi. La prima volta i ladri avevano fatto un foro nella vetrina con un tombino, ma non erano riusciti ad entrare e per sorvegliare i locali i titolari hanno dovuto dormire in negozio. Abbiamo dormito dentro il negozio per qualche giorno finché abbiamo messo una toppa di ferro che bloccasse il buco grande così che avevano fatto. Il rischio è che debbano farlo ancora. Speriamo che l'azienda riesca comunque a chiudere il foro, perché sennò mi tocca stare qui a dormire sul serio. Olimpiadi invernali 2026, vertice questa mattina a Roma, a Palazzo Chigi, con sindaci e governatori delle 2 candidate, Cortina e Milano. Siamo alle finali, dobbiamo portare a casa questa candidatura. Così il governatore del Veneto Luca Zaia al termine del vertice che si è tenuto a Palazzo Chigi con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti sulla candidatura di Cortina Milano per le Olimpiadi invernali del 2026. Insieme al presidente del Veneto anche il collega della Lombardia Attilio Fontana e i sindaci Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina, oltre al presidente del CONI Giovanni Malagò. Siamo in una fase operativa che è quella della firma del primo documento verso il CIO e di una squadra che è sempre più forte, una squadra che è quella del comitato organizzatore, cioè del governo con i presupposti che sappiamo e quello io direi anche di tutte le istituzioni pubbliche. Serve il supporto sotto l'aspetto organizzativo della sicurezza da parte dello Stato. Abbiamo ribadito che gli oneri diretti e indiretti devono gravare sugli organizzatori. Noi vogliamo una candidatura più chiara possibile anche sui costi e sui ruoli. Sta già facendo seguito un appuntamento tecnico con i ministeri interessati, le parole del sottosegretario Giorgetti. E a proposito di coperture finanziarie, noi abbiamo coscienza dei presupposti di questa candidatura, che sono quelli che poi provvederemo con le garanzie. Il CIO ci dà 980 milioni di dollari per questa partita, quindi qualcosa di buono riusciremo a fare. Il nostro obiettivo, concluso Zaia, è giugno 2019 a Losanna. Una decisione razionale e allo stesso tempo generosa che le genti venete colpite dall'immane disastro non dimenticheranno. La mia gratitudine anche a loro. Con queste parole il presidente del Veneto Luca Zaia commenta la scelta ufficializzata dal capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli di destinare, con l'assenso naturalmente delle altre regioni interessate, di destinare alla realizzazione di un progetto nel Veneto l'intera somma, circa 740.000 euro, raccolti dall'SMS Solidale attivato all'indomani dell'ondata di maltempo che a fine ottobre ha colpito il Veneto e altre aree del nostro paese. Ed intanto un gruppo di cantanti bellunesi ha realizzato una canzone per raccogliere fondi a favore della montagna devastata. E alziamo la voce contro il vento. Quel vento che ci è rimasto dentro. Come è accaduto dopo il terribile terremoto all'Aquila nel 2009, con grandi artisti italiani che insieme cantarono Domani per raccogliere fondi a favore di quelle popolazioni, ancora una volta la musica non solo regala emozioni ma è in grado di unire e aiutare. Stavolta ad esibirsi sono una cinquantina di cantanti e musicisti bellunesi che hanno realizzato il brano Alziamo la voce, parole che raccontano la voglia di reagire dopo l'alluvione di fine ottobre. Riparti adesso ed aiuta chi ha perso l'allegria, teniamoci
per mano, non pensiamo alla nostalgia, uniamo le forze, creiamo un'empatia, a fine giornata una dolce fotografia. Nel testo emerge tutta la forza e la tenacia del popolo bellunese che dopo il disastro non ha perso nemmeno un minuto e senza piangersi addosso ha iniziato a lavorare, a ripulire e a ricostruire. L'idea di portare avanti questo progetto è nata da 3 giovani bellunesi, Alessandro Casol, Davide De Faveri e Andrea Albano, ai quali si sono subito affiancati altri cantanti e musicisti, tutti bellunesi. I soldi che verranno raccolti saranno interamente destinati alla ricostruzione della montagna veneta. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Parliamo ora un po' di noi perché tra 5 giorni Antenna 3 taglia il traguardo dei 40 anni di trasmissioni e da domani inizia in prima serata un programma con le immagini dai nostri archivi. Antenna 3, una storia di tutti e tutti in una storia dal suono inconfondibile. Una sigla che rappresenta un'epoca. 40 anni sono passati da quando il 18 dicembre 1978 veniva acceso il primo trasmettitore di Antenna 3. 8 lustri che sono rimasti non solo nei ricordi dei trevigiani e dei veneti, ma anche nelle immagini dei nostri archivi. Un piccolo grande tesoro che Antenna 3 da domani sera riproporrà in un ciclo di trasmissioni dal titolo significativo 40, una storia di tutti, tutti in una storia. Perché Antenna 3, il suo telegiornale, è un po' di tutti voi che lo seguite fedelmente oramai da generazioni, in un vero e proprio rito che si rinnova ogni giorno all'ora di pranzo e poi immancabile alle 7:30 di sera. Così, accompagnati dai volti noti e dai protagonisti di quei servizi, commenteremo le immagini con luoghi, persone e storie oggi scomparsi o profondamente cambiati. Ma non vuole essere l'autocelebrazione per un traguardo raggiunto, piuttosto lo spunto per rivedere quel passato e per giudicare il presente e soprattutto per le giovani generazioni progettare il futuro. Perché la grande storia non dà spazio ai piccoli aneddoti che alla fine pur la compongono. E conoscere un po' più a fondo da dove veniamo sicuramente aiuterà nelle scelte i decisori di domani. E allora appuntamento da domani, ogni venerdì alle 21:15 su Antenna 3, perché nella nostra storia sicuramente ci siete anche voi. Vi ricordo la nostra rubrica sui presepi. Ora se volete che le nostre telecamere vengano a riprendere la vostra natività oppure volete comunque segnalarci il vostro presepe inviandoci le immagini, lo potete fare ai contatti che vedete in sovraimpressione via mail oppure via WhatsApp o SMS o ancora lasciando un messaggio alla nostra segreteria telefonica. E a proposito della nostra storia di Antenna 3, torneremo a parlarne questa sera nel corso di 20:10 con in studio Lucio Zanato, proprio in vista della trasmissione che appunto da domani sera a partire dalle 20:15 ci terrà compagnia ogni venerdì per raccontare la storia di questa emittente. Ed è davvero tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre al meteo. Arrivederci. Fresco e vario, i surgelati di prima qualità vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Ancora maltempo sulle nostre regioni, con pioggia e anche con locali nevicate. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo sarà molto nuvoloso e spesso coperto. Il tempo risulterà instabile sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata con precipitazioni piuttosto diffuse e localmente anche miste a neve. Migliorerà decisamente entro la nottata. Temperature fredde in ulteriore calo, con minime tra -2 e 2 gradi. Massime comprese invece tra 1 e 3 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia.
Tempo spiccatamente instabile anche sulla nostra regione, con piogge sul Pordenonese e con locali nevicate fino in pianura sui restanti settori, specie a partire dal pomeriggio. Anche in questo caso migliorerà col passare delle ore. Temperature minime intorno allo 0. Valori massimi compresi invece tra 1 e 2 gradi circa. Vediamo infine che tempo farà sul Trentino Alto Adige. La situazione sarà completamente differente sulla nostra regione. La grafica infatti ci mostra che sarà una giornata asciutta e stabile con ampio soleggiamento su tutti i settori e con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno allo 0. Valori massimi compresi invece tra 7 e 8 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.